Ecco qua, anche noi abbiamo contribuito una piccola bestemmia. L'improperio ovviamente non ve l'abbiamo fatto sentire, ma l'ammenda sì, a testimonianza del successo che sta riscuotendo l'iniziativa del Bar Sport di Castello di Godigo, subito ribattezzato il Bar Antibestemmie. Come sta funzionando in questi giorni? Bene, sì, sono regolati, portano più rispetto. L'idea l'ha avuta la figlia dei gestori al ritorno dalle ferie in Sardegna. Io non bestemmio, però non mi piace neppure lavorare in un ambiente dove si fa uso di bestemmie in modo molto forte. Dito puntato in particolare su un classico delle osterie, il tavolo delle carte, dove basta sbagliare un asso, un re o calare bastoni quando si va a denari per sentire una sequela di blasfemie senza ritegno. Solo per dare un input e far sensibilizzare che comunque non ci sono solo loro al bar, ci siamo noi che lavoriamo e c'è altri clienti che entrano solo per rispetto. Il rispetto in relazione a quello che pare proprio un peccato originale dei Veneti, come ci racconta il signor Daniele, originario dalla Sardegna ma da un quarto di secolo dietro ad un bancone di Marca. I Veneti, friulani e toscani, avete questa nomea purtroppo negativa, ma non si fa neanche per cattiveria, è proprio nell'intercalare della lingua veneta che c'è questa. Anche i bambini ogni tanto dicono qualche bestemmia, quindi, ma perché sentono gli adulti e quindi di conseguenza. Parole che devono far riflettere anche se i clienti tendono a sdrammatizzare. Mi sa che molti lo devono evitare perché altrimenti ci lasciano lo stipendio. Ma è vero che lei ha pagato addirittura in anticipo? Sì, mi sono premunito per tempo perché sapevo già che ne tiravo una, allora ho detto metto già l'euro, mi sono messo là fuori e dopo un po' è partita. Siccome prima si diceva, no, che i bestemmiatori sono veneti, friulani e toscani, chi è il primo? Sono proclamatori, non sono bestemmiatori. Comunque il Veneto sempre avanti a tutti comunque. Che la cosa sia però davvero sentita dai veneti lo dimostra il telespettatore che al termine della nostra diretta di mezzogiorno ha cercato il numero del bar per rimarcare al gestore, pensate un po', la scritta sulla maglietta. Uno ha chiamato e ha detto che sto prendendo in giro il Veneto e tutti quanti perché ho questa maglietta e sta scritta qua "You can", che è una bestemmia secondo lui.